Gianni Franz, ciao, come Ciao. stai? Bene! Come? Io sto bene, bene! Sì, bene. Ok, tuo cugino Yannick sono adesso il numero 3 del mondo, incredibile. sì. Ja, molti ja. L'hai sentito dopo la finale? Ja, molti ja. sì? Ho sentito subito, Ah, ho sì. detto, ehi bro! Bro. Allora, siete a vincere? Ah. Non che ne è più per nessuno. No. Bravo! Sì, Batti Patti. bravo! Ma che fate, bravo, ma dai! No, che batti gli altri, no? Ah, Batti sì, bravo. certo. Ah, Batti, E lui, bravo. Grazie, fra, grazie. Hai visto che partione? Mi fa, no? Bene, dai, anche questa è andata bene, no? Ho detto, no. Eh sì, ho detto, pro, per te ormai è come dare botte a Pampino che fa le cacche, no? Ma dai! È come spintonare un fecciotto che devo mettersi calzette. Ma no, ma adesso... Subito ho detto, no fra, tu Eh. sbagli, bisogna folare bassen, Ah. stare coi piedi per terra, Bravo, ok, così. ok. mai fare sporonen. Come diceva Gian Angera Hoffman della Hoffman Autospurgen, mai tirarsela. Ecco, Ci vuole umiltà, Sì. legalità, fraternità. Sì, vai, la vai. massa- Capisci? Tu di che pasta hai fatta? Mio cucina? È vero, è vero. Infatti anche piace perché traspare questa semplicità del ragazzo, mai sopra le righe, ma tu che lo conosci, svelaci qualcosa, cioè Yannick ha un segreto, Sì, sì. non so, nell'alimentazione. Cosa mangia? Cosa mangia? Bah, Come va? che io sappia, lui mangia di tutto. Sì. Speck, Würstel, Krauten, Kanetterlen, Kartoffelfritten, patate fritte. Kartoffeln arrosten, Kartoffeln de Kartoffeln, Polente Funken, Sì, ok. Polente Telefunken, Ma sì, ma figurati. Strudel. Lui mangia come un camionare, ma rimane sempre macro impiccate, neanche un filo di Krassen, niente. ha metabolismo di una pitumiera. Magari ha qualche amuleto, un portafortuna, qualche rito scaramantico prima delle Anche, partite, per anche, esempio. anche. Dai, Molti ja. Che molte iaia. Lui è Sì. abbastanza scaramantica. Pensa che lui vedi? prima di ogni partita si Sì? tocca Canederle. No, nel senso che lui ha sempre due Canederle portafortuna. No, sì, ok, ma... Se li porta dietro, se li mette in tasca di paletò e prima di entrare in partita lui se li tocca bene. Volevamo sapere cosa ne pensi, perché improvvisamente in Italia sono tutti tennisti, È vero. tutti i genitori impazziti che portano i propri ragazzini appunto a scuola tennis. Sì. Cosa ne pensi? Cosa ha avuto che ti dica? Gli italiani fatti così. Sì, è vero. Che ne so, Fince Gimonden. Gimondi. tutti ciclisti. Tutti in bicicletta. Ok. Fince Celindo Bordinen. sì. Tutti che cosa? Tutti che fa maratone. Sì, ok. Fince Alberto Tomben. Sì. Tutti Tutti assieme. che fa Alex Lariete. No! Vince Federica Pellegrini. Tutti che compra shampoo e Schön. No, tutti Non che era vanno così. Non era... Vince Caroline Kostner. sì, Tutti sì. a Palaghiaccio di Bosco Cesanova a rompersi 8 sacre. Sì. Che è vero. Vince Yui Keke. Sì. Tutti che vanno in giro a dire il mio tesoro. Ma no, ma non è Tutti Signore che degli fanno- Anelli, sì, ma non è che... Ragazzi. Va bene. Vince Valenzina Vezzalen. Sì. Tutti Tatagnan. Tutti da Tagliano, ok, sì. Vince Massimiliano Rosolinen. Sì. Sì. Tutti a Rosolinen. Ma no, ma no, era nuotare. Vabbè, lascia stare. Tutti a sì, mare a mostrare chiappa Ok, chiara. vabbè, ok, sì. Roppe da maten. Sì. Pensa che adesso ci sono Sì. tutte mogli di italiani che sono lì che aspettano che finga qualcuno che fa curling. Ah, Ah, sì. sì? Sì, così almeno i No, mariti, che ma- i mariti spassano per terra, danno mano in casa, invece di stare stravaccate sul divano con la ballotta che avanza fuori da un No, ma bambone. dai! E viva Yannick! In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.